è un'area che a me come comune interessa molto, giusto per giocare a carte scoperte. Se non me la consegnano bonificata da un punto di vista ambientale e bonificata da un punto di vista bellico, lo Stato se lo tiene. Polveriera di Viale Europa, continua la storia infinita. Dopo la polizia e la messa in sicurezza dell'area risalente all'Ottocento da parte dello Stato, in molti si sono chiesti se questi lavori fossero il segnale di sblocco della trattativa tra Roma e Casugana. Di certo c'è che il demanio punta a scaricare immobili ritenuti inutili alle amministrazioni locali, che invece possono valorizzarli. E in questa situazione ci sarebbe anche lo storico edificio delle Regie Poste di via Carlo Alberto, per il quale il sindaco avrebbe già un'idea di riutilizzo. Di sicuro quello è un immobile che ci interessa molto per dove è situato, e potrebbe essere molto utile appunto al liceo artistico, che in questo momento è un po' in sofferenza dal punto di vista degli spazi. Tornando all'ex polveriera, qualora Roma procedesse alle bonifiche, a Treviso si sarebbe già pronti per un progetto legato alle scuole confinanti. Abbiamo chiesto la bonifica ambientale e bellica per poter poi ricevere all'interno del risico di cui parlavo prima anche questo immobile. È un immobile dalle grandi potenzialità perché è inserito all'interno tra tre plessi scolastici di notevole importanza, cioè il Mazzotti, il Palladio e il Da Vinci, e quindi immaginare in quell'immobile, in quell'area, degli spazi polivalenti per gli studenti sarebbe davvero qualcosa di bello, e che mi piacerebbe mettere in campo, previo ovviamente la cessione da parte del demanio della proprietà.